Buongiorno e buona domenica, benvenuti alla prima edizione del TG Sicilia. Allora vediamo i nostri titoli. La madre le chiedeva aiuto ma lei era impassibile davanti alle torture. Nuovi dettagli sulla mattanza di Altavilla Milice e sul ruolo della figlia di Barreca, unica sopravvissuta alla strage, che adesso chiede di rivedere il padre. A Palermo il regolamento sulla Movida non convince, reazioni da parte delle opposizioni e di Confimprese che chiede contributi, altrimenti gli esercenti non saranno in grado di ottemperare ai nuovi obblighi. Dopo Firenze e la morte di un operaio in Calabria torna l'allarme sicurezza sul lavoro. In Sicilia sono 65 le vittime nel 2023. Per la CISL pesa la piaga dei subappalti. Torna la Agrigento, qualcosa comincia a muoversi per la capitale della cultura 2025. Nasce la fondazione che organizzerà progetti e iniziative. Torna la Sicilia di Macari, terza stagione dell'amata serie televisiva ambientata nella nostra regione tra delitti e nuovi amori. E infine il calcio, in Serie B il Palermo batte il Como per 3-0 e sogna la massima serie. In C momento difficile per il Catania che sfida al Massimino la capolista Juve Stabia. Il presidente Pelligra annuncia l'arrivo in città. Obiettivo playoff invece per il Messina, oggi sul campo del Giuliano. Ancora ben trovati, in primo piano c'è ancora la strage di Altavilla Milice, ci sono nuovi dettagli. Antonella Salomone, per esempio, prima di essere uccisa aveva chiesto aiuto alla figlia, le aveva detto ti prego chiama i carabinieri, mi vogliono uccidere, ma la 17enne che è in carcere è rimasta impassibile, ha dormito accanto ai cadaveri dei suoi fratelli e scambiava anche messaggi al telefono con le amiche. Marco Gullà. Le aveva chiesto supplicandola di chiamare i carabinieri, lo ha urlato più volte Antonella Salamone, la figlia primogenita, ma lei non ha mai composto il numero, pur avendone la possibilità. È rimasta impassibile mentre il padre e la coppia continuavano con le torture. Emergono nuovi dettagli sulla mattanza di Altavilla Milice e soprattutto aumentano le responsabilità della 17enne, da ieri in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Ha assistito e partecipato, aveva la possibilità di fermare tutto, ma non lo ha fatto. Credo in Dio e nel demonio, rifarei tutto per liberare la mia famiglia, ha detto ai PM. Si era anche addormentata e accanto a sé aveva i cellulari dei fratelli e della madre, probabilmente sottratti ai familiari perché non chiedessero aiuto. Nella stanza accanto c'erano i cadaveri dei fratelli. Al contrario di quanto riferito in un primo momento, la ragazza non sarebbe stata affatto in stato confusionale all'arrivo dei carabinieri dopo la confessione del delitto fatta da Barreca, ma dormiva tranquillamente nella sua stanza e nelle ore addietro aveva anche scambiato messaggi con le amiche. Intanto al Policlinico di Palermo le autopsie sui corpi delle vittime della strage di famiglia, la quarantenne Antonella Salamone e i figli Kevin di 15 anni ed Emanuel di 5. A eseguirla il medico legale Davide Albano, esami fondamentali per capire come sono stati uccisi tutti e tre. Hanno invece rinunciato al mandato i legali della coppia palermitana Massimo Carendente e Sabrina Fina. Rimetteremo il nostro mandato per problemi legati all'organizzazione del lavoro del nostro studio, hanno annunciato. È sempre la 17enne accusata di aver assassinato la madre e i due fratelli assieme al padre Giovanni Barreca e due presunti complici. Ha chiesto di rivedere il padre. Entrambi sono detenuti con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Quando posso rivedere mio padre? Ha chiesto più volte la ragazza detenuta nel carcere minorile Malaspina dal 14 febbraio. I 3 omicidi sarebbero avvenuti durante appunto un esorcismo a cui avrebbe partecipato anche la giovane. L'approvazione del regolamento della Movida a Palermo solleva più di una critica a distanza, insomma, di poco dalla via libera. Sentiamo perché nel servizio di Manlio Viola.
Uno strumento che può guidare verso una migliore convivenza civile fra chi vuole vivere un sano divertimento, gli imprenditori del settore e i residenti che hanno diritto alla quiete anche nelle aree della Movida. Definiscono così il regolamento proprio per la Movida nel comune di Palermo il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore comunale competente Giuliano Forzinetti. Il regolamento approvato all'alba di oggi dal Consiglio Comunale dopo una seduta a Fiume iniziata alle 15 di ieri introduce tante novità, fra cui i biglietti nominali elettronici per le discoteche e i divieti di vendere alcolici in vetro o in metallo dalle 22 alle 7 del mattino. Ogni supplemento di analisi in Consiglio Comunale, nei vertici con le istituzioni, con la prefettura o le forze dell'ordine, nei momenti di confronto con le categorie e con i comitati cittadini, non è stato vano, dicono ancora, rivendicando come utile il tempo trascorso sempre Lagalla e Forzinetti. Ma per le opposizioni il regolamento non è riuscito in nessuno dei suoi intenti. Il biglietto elettronico nominale è a rischio ricorso davanti al TAR, mentre la videosorveglianza esisteva già. Un regolamento simile c'era già, dunque il resto del problema sarà farlo rispettare. Per Giovanni Felice di Confimprese, per rendere questi strumenti efficaci, occorre che le videocamere degli esercizi commerciali vengano collegate alle centrali delle forze dell'ordine e servono contributi agli esercenti per le spese che si dovranno affrontare. Serve insomma un piano di interventi coordinato, conclude Felice, che potrebbe essere efficace contro la violenza, contro la mala movida e persino contro il racket. La tragedia sul lavoro a Firenze e il caso dell'operaio che è morto in Calabria riaprono la questione della sicurezza nei cantieri. In Sicilia, dove sono 65 le morti bianche soltanto nel 2023, pesa soprattutto la piaga dei subappalti. Gli edili della CISL dicono nessuna tutela per chi lavora. Sentiamo Giusy Lazzara. Si muore ancora di lavoro. L'ultima tragedia a Firenze riaccende la questione mai risolta della sicurezza nei cantieri e nelle fabbriche. La Sicilia, secondo i dati INAIL, rispetto al resto d'Italia riesce a peggiorare il suo già triste record. Al 30 novembre del 2022 le vittime di lavoro insicuro erano 56. Nello stesso periodo del 2023 hanno toccato già quota 65. E i numeri non raccontano l'assenza di controlli, le carenze di misure di prevenzione e sicurezza quando si aprono i cantieri. In edilizia accade con una drammatica frequenza, un morto ogni 2 giorni. Regole differenti per gli appalti pubblici e privati, ma uno stesso nodo, i subappalti. La scarsa prevenzione, la scarsa formazione che le aziende subappaltatrici gestiscono in questi cantieri e principalmente si traduce poi in incidenti e in mancato rispetto di quello che sono poi le norme. Questo perché diciamo che l'elemento principale, l'obiettivo principale per molte aziende è quello del ricavo, quindi è quello del percorrere l'utile. E poi c'è il nodo sicurezza e controlli, che ancora resta irrisolto. Sul piede di guerra i sindacati che avvieranno iniziative territoriali che culmineranno in una manifestazione nazionale. Ad Agrigento qualcosa comincia a muoversi in vista del 2025, quando la città sarà capitale della cultura. È nata infatti la fondazione che dovrà organizzare progetti e iniziative. Davide Sardo. Ad Agrigento, nel foyer del Teatro Pirandello, intitolato L'attore Pippo Montalbano, è stata partorita la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025. È stata una gravidanza travagliata che si è protratta quasi 12 mesi al 31 marzo scorso, quando tutto è stato concepito, ovvero quando la città dei Templi e la sua provincia sono state proclamate Capitale della Cultura Italiana 2025 al Ministero della Cultura. Il sigillo ufficiale sulla neonata fondazione è stato apposto dal notaio Giuseppe Fanara. Al momento è un contenitore vuoto e al più presto, gradualmente, sarà custode di iniziative, progetti, eventi, ossia tutta l'impalcatura necessaria per concretizzare e sostenere l'anno capitale. Presidente è stato eletto Giacomo Minio, docente universitario. C'è un patrimonio immenso, materiale e immateriale, sul quale fare perno per rilanciare il nostro territorio. E su questo certamente punteremo. Anche gli altri miei colleghi sindaci che hanno già vissuto questa esperienza, loro mi dicevano tutti all'unisono che hanno iniziato sempre 2 o 3 mesi prima dell'inizio dell'anno. Noi stiamo iniziando ufficialmente oggi, c'è 10 mesi prima, 11 mesi prima. E speriamo di raggiungere l'obiettivo di essere candidati all'UNESCO per quelli che sono i gesti dell'accoglienza come patrimonio immateriale dell'umanità. E a parte i contenuti, la fondazione sarà animata da 9 componenti, 5 dei quali nominati dal solo comune di Agrigento. Gli altri 4 sono stati assegnati al comune di Lampedusa, al consorzio Università di Agrigento, all'assemblea di partecipazione e alla presidenza della regione.
E adesso andiamo a Catania, dove gli studenti hanno occupato il liceo Ospedalieri perché contestano il governo che avrebbe sottratto, dicono, stanziamenti all'istruzione e perché non prende in considerazione il loro disagio e le loro istanze. Marco Carli. Occupazione. Così gli studenti dell'Ospedalieri di Catania fanno sentire il proprio disagio nei confronti del sistema scolastico italiano giudicato insoddisfacente. Il tutto non contro l'istituto, anzi il dialogo con la dirigenza è costruttivo, ma il disagio, dicono i ragazzi, resta. Un disagio dovuto a vari fattori che appartengono alle scelte arrivate dall'alto, la scarsità e l'inadeguatezza degli investimenti destinati dal governo attuale e dai precedenti in favore del sistema scolastico e la linea politica scelta dall'attuale governo, dicono ancora gli studenti, che non accoglie le loro istanze. Sono stati tolti milioni all'educazione e ai fondi scolastici per indirizzarli verso l'industria bellica. Il ministro Valditara, in linea con l'attuale governo, ha emanato degli inviti agli istituti a sanzionare severamente gli studenti e le studentesse che mettono in atto gesti forti come l'occupazione o come autogestioni. In questo momento la situazione a scuola è stabile, ci sono degli spazi organizzati in cui si discute di vari argomenti, tra cui il conflitto palestinese. L'occupazione, cominciata giovedì, queste sono immagini dell'esterno dell'istituto la scorsa notte, dovrebbe protrarsi fino a lunedì prossimo. E adesso lo spettacolo torna alla Sicilia di Macari, terza stagione per la fortunata serie televisiva che è ambientata appunto nella nostra regione tra delitti e nuovi amori. Vediamo. Amore, che non ti vai a mettere qualcosa di decente? La Sicilia di Macari torna ad appassionare tra delitti e commedia. Saverio Lamanna, lo sbirro di penna, insieme all'amata Suleima e al fedele Piccionello, in questa terza stagione dovranno affrontare 4 nuovi casi di omicidio, tutto ambientato in Sicilia. Attraverseremo la Sicilia non solo da un punto di vista diciamo iconografico, mare, sole, spiagge, ma affronteremo anche diciamo un po' l'identità anche architettonica. Saverio e Suleima scopriranno che l'amore funziona proprio come la chimica, ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi e altri invece no, in un intreccio di sentimenti. Sì, nel mio caso sto dividendo una relazione, ma sono piena nel mio essere individuo. Non cedo al discorso che spesso viene fatto di stare in coppia e quindi di dover abortire parte della propria personalità e della propria visione di sé anche in una Suleima futura. Ecco. E ci sarà anche un'altra novità che riguarda Peppe Piccionello. Avremo per la prima volta, ma un Piccionello innamorato, molto innamorato e quindi sarà diciamo un aspetto inedito di questa amicizia. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la pagina dedicata al calcio, soprattutto al 3-0 della Palermo al Como e a questo sogno della Serie A. A tra poco. Seconda parte del TG Sicilia, ancora ben trovati. Adesso il calcio, il Palermo vince ancora e non si ferma più. I rosa infatti vincono il big match contro il Como e adesso sono terzi in classifica, a -1 dal secondo posto che vale la promozione diretta. 3-0 con gol di Brunori, Ranocchia e Di Francesco. Marco Gullà. Il Palermo ha messo le ali, decollo direttamente dal Barbera grazie alla vittoria per 3-0 sul Como, terzo posto in condominio proprio con la formazione comasca e un solo punto di ritardo verso la Cremonese che è seconda. Il Palermo centra la terza vittoria consecutiva, una prestazione impeccabile quella sfoderata contro il Como che tanto bene sta facendo in questo campionato, ma il Palermo ha una marcia in più e vince meritando. Ciak si gira nei primi minuti e il Como a giocare meglio, la squadra lombarda fa girare palle, va vicina al gol, piglia, li salva, poi è Gabrielloni a segnare, ma in fuorigioco. Sospiro di sollievo per i tifosi del Palermo, in oltre 30.000. I rosa passano con Brunori, ancora un assist al bacio di Di Mariano e il 9 del Palermo fa il 9 e la mette in porta. 1-0, esplode il Barbera. Il Como è annichilito, il Palermo crea una ragnatela che imbriglia gli avversari. Gomez nella ripresa subito la palla del raddoppio, ma spreca. Il gol della sicurezza arriva al 64esimo, ancora una volta protagonista
protagonista Di Mariano, che mette al centro dalla destra un pallone molto pericoloso. Goldaniga riesce ad allontanare ma finisce per servire Ranocchia, che di prima intenzione conferma il suo feeling con il gol 2-0. Nel finale arriva anche il terzo gol. Brunori, invenzione per Di Francesco, che fa 3 con questa rasoiata. Finisce in festa, il Palermo è terzo e sogna in grande. Momento difficile invece per il Catania, che oggi sfiderà la capolista Juve Stabia, e si fa sentire anche il presidente Ross Pelligra, che annuncia il suo arrivo in città in vista del ritorno di Coppa per fare un po' il punto della situazione. Francesco Triolo. È il momento più delicato della gestione Pelligra e il presidente del Catania risponde presente. Il numero 1 rosso-azzurro lancia un messaggio ai tifosi annunciando il suo imminente arrivo a Catania ed una conferenza stampa per fare il punto della situazione in un momento così complesso. Pelligra, che si aspetta una grande prova di spessore contro la capolista, ha tenuto a precisare come gli investimenti previsti per i prossimi anni sono importanti e le attività imprenditoriali del gruppo potranno rappresentare soltanto un vantaggio per ampliare contatti e sinergie. Quindi il riferimento a Vincenzo Crella, vicepresidente ed amministratore delegato, che per la proprietà con Marc Bresciano rappresenta l'unico punto di riferimento per quanto riguarda le valutazioni strategiche sul Catania, a prescindere da eventuali altri incarichi. Intanto però c'è la capolista da affrontare, con cui la differenza in classifica è enorme. Lucarelli fa come sempre la conta di chi può dare tutto per l'intera partita, Welbeck per esempio ormai, e chi magari può giocarne una parte, come è successo a Latina di Carmine per esempio. Ndoi può essere già un'alternativa a centrocampo vista la penuria di uomini, considerata anche la squalifica di Sturaro. Probabile l'impiego sull'esterno a sinistra di Castellini. Anche la partita con la Juve Stabia sarà seguita da Telecolor, collegamenti live dallo stadio e commenti da studio. Alla fine le dichiarazioni dei protagonisti, che diventeranno ancora più importanti visto il silenzio degli ultimi giorni. Dopo Avellino e Sorrento, ancora un avversario campano invece per il Messina, che oggi gioca a Giugliano. Giallorossi senza Ragusa, Salvo e Pacciardi, ma imbattuti da 6 giornate e a ridosso della zona playoff. Sergio Colosi. La conferma di Dumbravano al centro della difesa, il rientro dopo 2 giornate di Rosafio e la presenza in attacco di Plescia, tornato al gol dopo 4 mesi, sono le 3 scelte del Messina nella sfida di oggi, con inizio alle 18:30 al De Cristofaro contro il Giugliano, che a quota 36 ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. A guardare la classifica del girone di ritorno, la squadra peloritana è capolista con 16 punti in 7 gare, sintesi di una crescita esponenziale che ha cambiato le prospettive stagionali. Si gioca contro i campani con un duplice obiettivo: chiudere al più presto il discorso salvezza e sperare nella qualificazione ai play-off. Modica non può disporre degli squalificati Ragusa e Salvo e di Pacciardi in fase di recupero e fuori dalla lista dei 22 convocati. 4-2-3-1 con Fumagalli in porta, in difesa Dumbravano e Manetta al centro, con Lie e Ortisi ai lati. A centrocampo Franco e Frisenna, più avanti Rosafio a destra e Mausso sotto punta e Zunna a sinistra, con Plescia in attacco. Precedenti in perfetta parità. In Campania per il Messina una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi. Dirige Francesco Deusanio della sezione di Faenza. Ed è tutto per questa prima edizione del TG Sicilia. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione ritorna più tardi alle 13:30. Grazie per averci seguito. Vi lascio con Luca Ciliberti e la nostra rassegna stampa. Una buona domenica a tutti voi. Buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Agguato a Lentini, ucciso a colpi di pistola un 38enne sorvegliato speciale. Il killer gli ha sparato in faccia.
Altavilla Milicia, ancora tanti punti oscuri sulla strage a partire dalla data esatta degli omicidi e dalle cause dei decessi. Emergono nuovi particolari sul ruolo della 17enne che ha confessato i delitti e che dal carcere continua a chiedere notizie del padre. Ladri tra l'indifferenza. In due, in sella a uno scooter, rapinano un centro diagnostico ad Aci Castello. Il proprietario li insegue e recupera la refurtiva, ma i malviventi riescono a fuggire mentre i presenti assistono impassibili alla scena. Quasi pronto il piano industriale che darà il via libera al salvataggio dell'AST, lo annuncia l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Ricò al punto su Telecolor e assicura che saranno salvaguardati i livelli occupazionali. Gli hacker attaccano WhatsApp, in questura a Siracusa si lancia un allarme mettendo in guardia tutti gli utenti. Una scultura contro l'indifferenza. L'artista di fama internazionale Iago ha portato a Palermo la sua opera nel cuore di Palazzo Reale. Calcio in Serie B, il Palermo vince contro il Como e rilancia i sogni di promozione diretta in Serie A. Il Catania in campo alle 20:45 al Massimino contro la capolista Juve Stabia, sempre in Serie C. Messina in trasferta a Giuliano per agganciare la zona playoff. Ancora buongiorno, benvenuti a TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con un'ultima ora. Agguato in pieno giorno a Lentini, la vittima è Sebastiano Palermo, un sorvegliato speciale di 39 anni. Il killer lo ha atteso davanti al portone nel quartiere San Paolo e gli ha sparato in faccia uno o più colpi di pistola. I carabinieri stanno interrogando familiari, amici e possibili testimoni. Le modalità con cui Palermo è stato ucciso farebbe pensare a un delitto di stampo mafioso. Adesso ad Altavilla Milicia, quando posso rivedere papà? È questa la richiesta della figlia di Giovanni Barreca, accusata di aver partecipato attivamente al massacro. Le autopsie già effettuate forniranno qualche altra risposta sui punti oscuri della mattanza. Il servizio di Tonino De Mana. Quando posso rivedere papà? Come se nulla fosse, la 17enne sopravvissuta alla mattanza di Altavilla Milicia continua a chiedere del padre Giovanni Barreca e lo fa dal carcere palermitano di Malaspina. Il suo è stato un racconto freddo ed agghiacciante. La figlia prediletta, risparmiata dal padre, non era altro che complice del padre stesso. È stata la ragazza, parlando prima con la psicologa della comunità per minori e poi con la procuratrice, ad ammettere di aver partecipato attivamente agli omicidi della madre e dei fratelli Kevin ed Emanuele, insieme a Giovanni Barreca e alla coppia arrestata Sabrina Fina e Massimo Carandente. Era addormentata ed accanto a sé aveva i cellulari dei fratelli e della madre, probabilmente sottratti perché non chiedessero aiuto. L'adolescente ha confessato il ruolo avuto nei delitti, ammettendo di aver torturato insieme ai 3 indagati, tutti in carcere, i familiari e di aver contribuito a seppellire in giardino i resti carbonizzati della madre. Mentre madre e fratelli morivano poi, la 17enne avrebbe scambiato decine di messaggi con le amiche. Il rituale di purificazione dal diavolo della Salomone e del figlio piccolo, poi esteso anche a Kevin, sarebbe cominciato addirittura i primi di gennaio. Le autopsie già effettuate forniranno qualche altra risposta sui punti oscuri della mattanza di Altavilla, a cominciare dalla data esatta degli omicidi e delle cause dei decessi. Antonella Salomone sarebbe stata uccisa la notte tra l'8 e il 9 febbraio, poi sarebbe toccato ai ragazzini, soffocati ed incaprettati, probabilmente tra il 9 e il 10 febbraio. Orrore e lotta contro i demoni, un delirio mistico sfociato in un vero massacro inspiegabile quanto efferato. E adesso vi mostriamo le immagini di una tentata rapina avvenuta nel Catanese, una tentata rapina che finisce in rete. Tutti assistono alla scena, c'è addirittura chi riprende con il telefonino, ma nessuno interviene. Le immagini finiscono sui social e scoppia l'indignazione collettiva. Emanuela Corsi. Tentano una rapina in un poliambulatorio, il colpo fallisce ma finisce in rete. Siamo in pieno giorno, 2 uomini hanno appena assalito uno studio di radiologia ad Aci Castello, nel Catanese, rubando l'incasso. In queste immagini amatoriali che vi mostriamo si vedono i 2 malviventi intenti a fuggire a bordo di uno scooter. Il passeggero perde l'equilibrio costringendo il complice alla guida a fermarsi. Nel frattempo i 2 vengono raggiunti dal padre del medico rapinato che dopo una breve colluttazione riesce a recuperare la refurtiva. Alcuni passaggi
manifestanti assistono alla scena senza intervenire. Qualcuno riprende con il telefonino. Alla fine 2 rapinatori un po' maldestri si danno alla fuga, mentre l'uomo gli urla. Bastardi! 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 Il video, diventato subito virale sui social, ha fatto esplodere l'indignazione di molti utenti, sgomenti di fronte all'assenza di una reazione dei presenti che potevano fermare i rapinatori. Spacciava nel parcheggio di una parrocchia. I carabinieri di Catania hanno arrestato un pusher che vendeva le dosi di droga accanto alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio. A far scattare le indagini è stato il vivaio, il venditore, scusate, di macchine anche in orari notturni. Adesso parliamo di AST, l'azienda siciliana trasporti, quasi pronto il piano industriale che darà il via libera al salvataggio dell'azienda, livelli occupazionali garantiti, tratte sociali assegnate all'azienda della regione e rilancio per i servizi attualmente deficitari. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Alessandro Aricò alla trasmissione Il Punto. Manlio Viola. 10 giorni di tempo per approvare il nuovo piano industriale di AST e completare un percorso di salvataggio dell'azienda regionale, già avviato. Lo ha annunciato l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti Alessandro Aricò, ospite della trasmissione Il Punto. Un piano articolato che non può fare a meno di un passaggio preventivo. Nella cosiddetta finanziaria bis che l'assessorato all'economia sta preparando, infatti, sono già previsti poco meno di 7 milioni di euro per parificare le perdite dell'azienda attualmente in grande difficoltà. Nel frattempo si preparano alle infrastrutture i bandi per il trasporto pubblico locale che riguarderanno tutte le compagnie che operano in Sicilia, sia i privati in concessione che l'AST, alla quale saranno demandate tutte le tratte sociali, quelle appetibili, veramente poco perché a basso traffico e dunque che saranno gestite a carico dei fondi regionali per garantire continuità territoriale. Il costo del nuovo bando varrà comprensivo di AST e delle linee che verranno assegnate ad AST circa 100 milioni di euro l'anno e ci saranno circa 65 milioni di chilometri percorsi, quindi stiamo valutando se poterne fare rispetto agli attuali 62 o 65 milioni o 68 milioni, stiamo cercando di reperire risorse. All'interno di questo nuovo programma del trasporto pubblico locale verrà inserito AST con un nuovo piano industriale che stanno in queste giornate collazionando. Non solo salvataggio dell'azienda e affidamento di tratte precise, ma anche garanzie occupazionali per il personale che non verrà abbandonato, come conferma lo stesso assessore rispondendo alla domanda su cosa prevede il piano. Il rilancio dell'azienda con nuovi investimenti e la salvaguardia di tutto il personale attualmente presente all'interno dell'azienda siciliana. 2 settimane dunque, anche se i disagi dureranno un po' più a lungo, visto che per i fondi necessari a normalizzare il servizio bisognerà aspettare la finanziaria bis, ancora in preparazione e che poi dovrà affrontare lo scoglio d'aula. La questura di Siracusa lancia un allarme. Negli ultimi giorni sono stati hackerati molti account di WhatsApp. Aumentano le denunce e la Polizia Postale mette tutti in guardia. Il servizio di Francesco Aloi. Un post su Facebook per mettere in allerta tutti. Così la questura di Siracusa avvisa del pericolo. Stanno aumentando di ora in ora gli account WhatsApp hackerati. Sono diverse le denunce che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere non solo a Siracusa, ma anche in altre città siciliane in merito al furto del proprio account WhatsApp. La metodologia è quasi sempre identica. La ricezione apparentemente proveniente da uno dei propri contatti sul proprio smartphone di un messaggio del tipo: ciao, ti ho inviato un codice per errore, potresti reinoltrarmelo? È stata una ragazza la prima a denunciare. Stava chattando con le amiche commentando il Festival di Sanremo quando le è arrivato un SMS da una di loro. La richiesta era condividere il codice su WhatsApp, ma in realtà a farla era stato un hacker. Un numero a 6 cifre che consente all'attaccante di appropriarsi del
account WhatsApp della vittima. Impossessarsi di quanti più dati possibili è l'obiettivo dell'hacker. Solitamente il prendere possesso dei propri dati personali o magari compiere delle truffe ai danni dei contatti WhatsApp della vittima. L'importante comunque è fare molta attenzione. Prima di rispondere ad un messaggio, accertarsi sempre che il mittente sia quello vero. Adesso parliamo di teatro, i misteri di Via D'Amelio in scena con il dramma di Claudio Fava, La grande menzogna, al teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla, David Coco nei panni del giudice Borsellino, e allora ci racconta tutto Veronica Barbarino. I fatti e i misteri legati al depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, né La grande menzogna, il racconto drammaturgico scritto e diretto da Claudio Fava e interpretato da un intenso David Coco. In maniera diretta, asciutta e cruda, dal palco il giudice Borsellino riepiloga con il divertito distacco di chi non c'è più l'infinito groviglio di menzogne che sono state orchestrate dopo la sua morte. Una sorta di accuse da parte di un Borsellino ormai morto, appunto ammazzato, che addita tutti quelli che hanno permesso il più clamoroso depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai subito. Cerca di comunicare tutti quei passaggi che spesso non sono così ben conosciuti, perché probabilmente anche non so se per volontà o per mancanza di coraggio si è voluto fare così, cioè non sono mai stati ben raccontati determinati momenti. Nella sua prima regia, il giornalista ed ex presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia porta al pubblico un grande esempio di teatro sociale che sposa la legalità e che denuncia una realtà che è sì fatta da mafiosi, ma che è alimentata da collusione e silenzi, e restituisce al pubblico un prezioso lavoro di svelamento della realtà. Look Down, lo scultore di fama internazionale Iago, ha portato a Palermo la sua opera contro l'indifferenza, che è esposta nel cuore di Palazzo Reale e voluta fortemente dalla Fondazione Federico II. Il servizio. Un bambino di marmo bianco rannicchiato in posizione fetale, posizionato al centro del cortile Macheda del Palazzo Reale a Palermo, rivolto verso uno dei luoghi spirituali più importanti al mondo, la Cappella Palatina, simbolo della convivenza tra culture e religioni diverse. Si tratta della celebre opera Look Down, chiaro invito a guardare in basso, realizzata da Iago e voluta a Palermo dalla Fondazione Federico II. La dignità di un essere umano che indica ed è simbolo della fragilità, che raccoglie su se stesso tutta l'umanità e implora una assenza di indifferenza. Mi piace dirlo così. Questa è la scultura di Iago Look Down qui a Palazzo Reale, dove il tema dell'umanità è esercitato da secoli. Lo scultore italiano Iago, considerato uno dei più grandi artisti del panorama nazionale e internazionale, si è visibilmente commosso durante lo svelamento dell'opera. Look Down rimarrà esposta fino al 3 giugno prossimo. Emozioni, sono travolto. Sto lì che adesso cerco di surfare. No, invece prima ero sommerso da questo fiume in piena e adesso ho tirato la testa fuori, fra un po' mi metterò un po' a riva per riposarmi, poi rinizierò a surfare e poi spero di diventare bravo a surfare, perché credo che qui insomma di emozioni ce ne saranno tante, quindi o surfi o ti lasci travolgere. Io sono uno che gli piace surfare. L'opera fornisce uno specchio contemporaneo attraverso il quale i visitatori possono elaborare le sfide dei giorni nostri. Allora, complimenti a questo artista. Allora, a Sciacca, nell'Agrigentino, ultimo giorno di uno dei carnevali più importanti d'Italia, 6 carri allegorici in gara e migliaia le persone che hanno invaso la cittadina. La giornata era prevista la settimana scorsa, è stata spostata a causa del maltempo. Davide Sardo.
Ultimo weekend di festa per il Carnevale di Sciacca, tra i più antichi e suggestivi d'Italia, annoverato tra i carnevali storici dal Ministero per i Beni e Attività Culturali. Ieri sera e oggi le ultime sfilate dei maestosi carri allegorici, unici nel loro genere, dotati di meccanismi che rendono movimenti ed espressioni estremamente naturali. Sono in tutto 6 carri allegorici in gara, realizzati in cartapesta, accompagnati da gruppi mascherati con costumi creati ad arte, musiche originali e copioni teatrali ogni anno diversi. I festeggiamenti erano iniziati martedì, posticipati causa maltempo, alla presenza del sindaco Fabio Termini, che ha accolto Peppe Nappa, la maschera ufficiale del Carnevale di Sciacca, con la cerimonia della consegna delle chiavi della città. Anche quest'anno la manifestazione si svolge sul lungomare di via Salvador Allende in contrada Perriera. Per l'ultima giornata è andato in scena al mattino il Carnevale dei Bambini. Poi nel pomeriggio e in serata le ultime sfilate, sul palco gli spettacoli, le recite e la cerimonia di premiazione dei carri vincitori. Migliaia le persone che anche quest'anno hanno invaso Sciacca per un rito collettivo che si rinnova dalla fine dell'Ottocento e da sempre coinvolge adulti e bambini, in strada tutti con maschere, parrucche e costumi realizzati da sarti o fatti in casa. E allora ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo poi con un'ampia pagina di sport, Palermo, Catania e Messina, tutti impegnate nei rispettivi campionati, dopo la pubblicità. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, cominciamo con il Palermo che vince e convince, 3-0 al Como e Rosanero che volano in classifica in Serie B. Corini dice questa è la strada giusta. Marco Gullà. Una vittoria pesante, importante, chissà, forse quella della svolta. Il Palermo batte il Como 3-0 e dà un segnale fortissimo al campionato. Ehi, guardateci, ci siamo anche noi per la promozione diretta. Un messaggio chiaro. Il Palermo vince, convince, segna, prende molti meno gol rispetto a un mese fa ed esprime anche un bel calcio. Al Barbera ieri è stato così. Dopo la paura per il possibile svantaggio annullato per offside, il Palermo segna con Brunori. Nella ripresa Corini ingabbia il Como e il resto lo fanno Ranocchi e Di Francesco. 3-0 e classifica che sorride sempre più. Lo stadio pieno, tutto quello che ne consegue, dunque la squadra non era sciolta come al solito, però siamo stati dentro, abbiamo tenuto botta, siamo saliti, abbiamo fatto salire il nostro livello, abbiamo fatto per me gli ultimi 20-25 minuti del secondo tempo molto bene, abbiamo fatto un bellissimo gol con Matteo e poi per me con un secondo tempo qualitativo sia per l'attenzione in fase di non possesso, la qualità nel palleggio, abbiamo legittimato una vittoria che nel computo totale penso sia meritata. Ancora una grande prestazione di Mariano, sempre più uomo assist, e poi anche l'altro esterno Di Francesco andato a segno. Tutti quanti ci mettiamo a disposizione, cerchiamo di togliere qualcosa a noi delle volte, cerchiamo di dare un aiuto al compagno, penso questa sia la strada per far sì che poi si possano raggiungere i risultati, ma questo da parte di tutti, penso ai centrocampisti, allo stesso Matteo che si è aiutato tantissimo anche in fase difensiva, a Checco, Di Mariano, tutti quanti, tutti hanno fatto una partita determinata. E il Palermo sabato prossimo è chiamata ad un'altra grande sfida, big match allo Zini contro la Cremonese. Adesso ci spostiamo in Serie C, il Catania sfiderà questa sera alle 20:45 al Massimino la capolista del girone, la Juve Stabia, il servizio di Francesco Triolo. Le parole del presidente Pelligra come vitamina, come carica di fiducia ed entusiasmo, quello che serve oggi al Catania. La sfida alla capolista Juve Stabia diventa uno spartiacque importante per la stagione rossaazzurra, non solo per l'obiettivo playoff, per la classifica, per i 3 punti, piuttosto a livello mentale, alla vigilia di un finale di febbraio che vedrà i rossazzurri giocarsi il pass per la finale di Coppa Italia, che vale quanto un terzo posto in classifica. Pelligra rilanciato, adesso tocca alla squadra, seppure contro un avversario che non è proprio l'ideale da affrontare in questo momento. La Juve Stabia arriva al Massimino dove il pareggio contro il Brindisi vuole riscattarsi e difendere, magari allungare
la distanza in classifica dal Picerno, oggi a 6 punti. Anche per i campani, quella di stasera è una gara che vale tanto. Dalla parte di Lucarelli e dei suoi ragazzi c'è la spinta del pubblico, rinfrancato dalle parole di Pelligre, pronto ancora una volta a dare una mano ai rossazzurri. La squadra arriva al confronto contro la capolista dopo giorni difficili da gestire perché l'influenza ha falcidiato giocatori e staff e fino all'ultimo i responsabili medici saranno al lavoro per rimettere in piedi quanti più giocatori è possibile. Rapisarda è indisponibile a causa del risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo a Latina. Sturaro è squalificato. Nell'elenco dei convocati c'è Zammarini. Uno dei più attesi è Di Carmine, ex del match con le Vespe, 67 presenze tra B e C. Dovrebbe giocare lui al centro dell'attacco con Chirico, Cicerelli e Averi alle spalle. A centrocampo dovrebbero vedersi Welbeck e Teio, mentre in difesa la linea a 4 dovrebbe essere composta da Bois, Curado, Contec e Castellini davanti a Bertoni. La Juve Stabia, che in trasferta ha conquistato 26 punti, meglio ha fatto solo l'Avellino con 28, non cambierà modulo. Il 4-3-3 è il marchio di fabbrica di Guido Pagliuca e della capolista che ha in adorante quel riferimento offensivo pescato nel mercato di gennaio che mancava e che ha completato il mosaico. È lui il pericolo numero 1, ma attenzione anche a Piova nell'Episcopo, oltre alle incursioni di Bellic, centrale difensivo, col vizio del gol. Insomma, una squadra che non consente cali di attenzione. Calcio inizia alle 20:45, anche la gara con la Juve Stabia sarà seguita da Telecolor, collegamenti live dallo stadio e commenti da studio. Alla fine le dichiarazioni dei protagonisti che diventeranno ancora più importanti, visto il silenzio degli ultimi giorni. E adesso in Messina, imbattuto da 6 giornate, a ridosso della zona playoff, che oggi pomeriggio incontrerà i campani del Giuliano. Il servizio è di Sergio Colosi. La conferma di Dumbravano al centro della difesa, il rientro dopo 2 giornate di Rosafio e la presenza in attacco di Plescia, tornato al gol dopo 4 mesi, sono le 3 scelte del Messina nella sfida di oggi, con inizio alle 18:30 al De Cristofaro contro il Giuliano, che a quota 36 ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. A guardare la classifica del girone di ritorno, la squadra peloritana è capolista con 16 punti in 7 gare, sintesi di una crescita esponenziale che ha cambiato le prospettive stagionali. Si gioca contro i campani con un duplice obiettivo: chiudere al più presto il discorso salvezza e sperare nella qualificazione ai play-off. Modica non può disporre degli squalificati Ragusa e Salvo e di Pacciardi in fase di recupero e fuori dalla lista dei 22 convocati. 4-2-3-1 con Fumagalli in porta, in difesa Dumbravano e Manetta al centro, con Lie, Ortisi ai lati. A centrocampo Franco e Frisenna, più avanti Rosafio a destra e Mausso sotto punta e Zunna a sinistra, con Plescia in attacco. Precedenti in perfetta parità. In campagna per il Messina una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi. Dirige Francesco De Usanio della sezione di Faenza. E allora, prima di chiudere, torniamo sull'ultima ora con il quale abbiamo aperto il nostro telegiornale. Da Lentini, il nostro corrispondente Francesco Loi che ci aggiorna sull'omicidio sull'agguato avvenuto ai danni di un 38enne sorvegliato speciale. A te la linea, Francesco. Sì, Luca, un agguato in pieno stile mafioso qui a Lentini. Un 38enne pregiudicato è stato freddato a colpi d'arma da fuoco in pieno volto, ma ci sarebbe stato un altro omicidio pochi minuti fa, quindi davvero una domenica di sangue che ha segnato questa giornata a Lentini. I carabinieri non escludono nessuna pista, tutto è al vaglio degli investigatori che stanno anche visionando le immagini di videosorveglianza, ma per il momento da Lentini è tutto. Se non ci sono altre domande vi restituisco la linea, ci aggiorniamo tra poco. Grazie a Francesco Loi. Allora continueremo a aggiornarvi all'interno dei nostri notiziari su Antena Sicilia. Il telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di domenica.